Signor Sindaco, nonostante il maltempo, la gente ha risposto. Dunque, tradizione, ma soprattutto curiosità da parte del pubblico in tempi e in periodi in cui è difficile dare un servizio completo a chi viene a trovarvi. Beh, certo, il periodo non è dei migliori. Questa crisi economica paradossalmente si vede anche in manifestazioni molto popolari come queste fiere di paese. Va detto però che nonostante tutto, appunto, la fiera di Rivignano ha visto il lavoro, la partecipazione di tantissime persone e questo ha consentito in ogni caso di garantire un notevole successo. Una considerazione che ho letto su un articolo, tra l'altro molto bello, comparso sul Messaggero Veneto a bilancio di questa Fiera dei Santi, in cui la giornalista descrive quella che è una atmosfera particolare che si vive solo nella Fiera di Rivignano. Parla di anima di questa manifestazione, riferendosi al lavoro di tantissime persone, delle associazioni, dell'amministrazione comunale, dei commercianti, della voglia di tutto un paese di presentarsi in modo ogni anno migliore al proprio pubblico. Però è un'anima che va al di là di tutto questo, c'è un qualcosa di impercettibile, forse non è una sola anima, ci sono tante anime. D'altra parte questa fiera antichissima che da secoli si chiama Fiera dei Santi ma si svolge il giorno dei morti, è una fiera che porta a Rivignano tantissime persone, se ne vedono anche strani volti di quelli che non si vedevano da tanti anni, seminascosti nella nebbia, di persone venute da lontano, evidentemente da molto lontano. Andate in archivio l'edizione 2012, già al lavoro per l'edizione 2013. Certo, come si suol dire, il lavoro per la edizione successiva inizia il giorno dopo che è conclusa l'edizione precedente. Si tratta di migliorare le cose che non sono andate bene, di riflettere su cosa si può perfezionare e di impostare il lavoro. C'è poi da un paio d'anni questa interessantissima novità del Festival Mondiale della Canzone Funebre, che quest'anno ha avuto un successo che lo ha consacrato, e anche la stampa regionale ma anche nazionale che lo ha descritto riporta questo successo di quest'anno. È un'iniziativa molto interessante perché consente di convergere a Rivignano poeti, cantautori da ogni parte d'Italia e auspichiamo anche da ogni parte d'Europa e del mondo in futuro per presentare le loro canzoni che sono spesso composte per questa occasione, quindi anche un'opportunità di produzione poetica ispirata dalla Fiera di Rivignano. Manca meno di un mese al referendum che dovrà sancire la fusione tra i comuni di Rivignano e Teor. Anche l'opposizione, in seno al Consiglio Comunale della cittadina del Medio Friuli, si sta muovendo a favore del successo, come ci spiega Giovanni Colle, capogruppo della lista Democrazia Vera, Progetto Stella. Innanzitutto devo dire che come gruppo di minoranza ci siamo mossi molto per tempo, in quanto addirittura già all'inizio di questo anno abbiamo tenuto degli incontri sia a Rivignano che a Teor, che a Pocenia, proprio per promuovere l'atto della fusione, che ci trova evidentemente del tutto concordi come progetto, anche perché alcuni dei colleghi che fanno parte della minoranza sono stati 6 anni fa i promotori, coloro che hanno in qualche modo lanciato l'unione che adesso sta per giungere, si spera, alla fusione. Tra poco ci sarà il referendum, dunque un invito particolare ai cittadini innanzitutto di partecipare alla consultazione e soprattutto dare un segno chiaro e trasparente di democrazia moderna. Sicuramente partecipare a un voto è un atto doveroso di democrazia, è un'opportunità per ognuno di noi di partecipare attivamente alle scelte delle nostre comunità. Questa occasione in particolare è una nuova opportunità per quanto riguarda le comunità di Teore e di Rivignano. Per come si stanno muovendo le cose nel mondo e anche nel nostro piccolo, nella nostra regione, nel nostro territorio, bisogna assolutamente rendersi conto che dobbiamo fare delle scelte importanti. Le possiamo fare in modo attivo, partecipando in prima persona e determinando le sorti del nostro futuro. Questa è un'occasione da non mancare in questo senso. Per quanto ci riguarda riteniamo che siano maggiori i benefici dell'ottenimento di questa fusione fra i due comuni piuttosto che continuare a restare delle piccole realtà che
tra l'altro hanno anche un potere contrattuale, economico, politico nel territorio provinciale, regionale, molto, molto contenuto, mentre invece uniti probabilmente riusciremo ad avere un peso maggiore in questo senso. Assessore Torinzo, facciamo il punto in merito al progetto LIFE. La scorsa edizione di Guarda che Stella abbiamo visto l'inizio e qualcosa che si stava muovendo. A oggi la situazione com'è? Beh sì, ormai il progetto sta giungendo a termine, infatti il 31/12/2012, quindi fra un paio di mesi circa, il progetto deve essere concluso. Adesso le piante diciamo, stanno riposando, stiamo entrando nel periodo autunnale, invernale, quindi le piante sono ferme. Le due aree di interesse che già nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di visitare sono state sistemate e in questi giorni stiamo allestendo tutta quella che è la cartellonistica all'interno del parco. È chiaro che il turista che verrà a visitare i nostri boschi in qualche modo deve capire cosa è stato fatto, il motivo di questo intervento e soprattutto le specie presenti sui nostri boschi. Quindi adesso diciamo stiamo mettendo la ciliegina sulla torta, si può così definire. Stiamo ultimando quindi quella che è la parte estetica finale del nostro progetto e nelle prossime puntate magari vi accompagnerò proprio all'interno dei siti di interesse e dove andremo proprio a visitare quindi il progetto finito. Quello che conta non solo parole ma soprattutto fatti che portano avanti un progetto importante stanziato, ricordiamo, dalla Comunità Europea, ma soprattutto riscoprire e far conoscere bene questa zona. Beh, i fatti sono sotto gli occhi di tutti. In effetti, come abbiamo sempre ribadito, 50.000 è il nostro numero perfetto. 50.000 sono gli alberi che sono stati prodotti in questi anni qui a Rivignano e che in qualche modo sono stati piantati tra gli interventi del progetto LIFE, ma anche gli alberi che abbiamo donato ai cittadini e che loro hanno provveduto subito a piantare nelle proprie proprietà. Un fatto concreto, 30 ettari di boschi perenni qui a Rivignano che stanno prendendo forma. Quest'anno le piante, nonostante il secco, comunque hanno avuto modo di crescere, di svilupparsi, hanno posto le basi per creare uno sviluppo nei prossimi anni. Infatti i primi anni l'albero tende a radicare parecchio in modo da creare appunto le fondamenta per poi poter crescere sano. Quando andremo a visitare i nostri boschi sicuramente il colpo d'occhio ci farà rendere conto che l'intervento fatto è una cosa molto, molto bella e molto interessante. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.